qualcuno possa ascoltare, possiamo essere anche di benedizione, divulgando la parola di Dio, l'unica parola in grado di fare il bene al cuore dell'uomo. Gloria al Signore. Matteo capitolo 5 dal primo verso fino al verso 12, solo qualche riflessione da fare insieme, perché già la parola di Dio è così chiara. Matteo capitolo 5 dal primo verso fino al verso 12. Amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi, dobbiamo onorare la parola di Dio. Il Signore sia lodato. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Amen. Potete accomodarvi. Gloria al Signore. I capitoli 5 fino a 7 di Matteo sono quelli capitoli che vengono definiti come il sermone sul monte, una predicazione. Il sermone è una predicazione che Gesù ha fatto sopra un monte, si è seduto su una roccia, vedendo le folle, abbiamo letto, aprì la bocca e insegnava loro dicendo. La prima cosa che ha insegnato sono queste beatitudini che abbiamo letto. In sostanza questo sermone contiene un'importante rivelazione dei principi etici e pratici secondo i quali il Signore si aspetta che tutti i credenti vivano. Realizzare questo è possibile soltanto per la fede in Gesù, il Figlio di Dio. E se apriamo la Bibbia, leggiamo Galati capitolo 2 versetto 20, c'è un pensiero che Paolo scrive ai Galati, che è un po' anche la sua testimonianza. Egli descrive quello che è avvenuto nella sua vita, che è un po' la chiave di lettura di questo sermone, questi principi etici e pratici che Gesù desidera. Amen? Cioè il Signore non desidera solamente che quando il suo popolo si raduna alza le mani, canta. Desidera anche che quello che egli insegna da un punto di vista pratico il popolo sa recepirlo, perché il cristianesimo non è solo teoria o emozioni, è soprattutto essere luce per il mondo. Se si recepiscono gli insegnamenti di Cristo e si vivono, allora si è cristiani. Amen? Quindi essere cristiano non vuol dire a parole. Essere cristiano vuol dire seguire Cristo, seguire il suo insegnamento, amare Gesù con tutto il proprio cuore, accettare Gesù come figlio di Dio e salvatore per l'anima. Amen?
Galati capitolo 2 versetto 20, Paolo scrive così: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. È la sua testimonianza, la sua esperienza di vita, l'esperienza spirituale che egli ha fatto con Cristo quando lo ha incontrato. Egli può dire: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cioè non sono più lo stesso Paolo di prima, ma dal momento che ho incontrato Gesù nella mia vita, io sono un'altra persona. Fratelli e sorelle, la Chiesa è fatta di persone che sono state trasformate dalla grazia di Dio. Amen? Questa è la Chiesa del Signore. Letteralmente vuol dire assemblea. Vuol dire persone chiamate da fuori per formare un'adunanza. Veniamo da fuori, vero? Alleluia, eravamo nel mondo, il Signore ci ha chiamati. Siamo qui in chiesa per lodare e benedire il suo santo nome. Ci raduniamo per godere insieme della presenza di Dio. Amen? Per rallegrarci nella comunione fraterna. Gloria al Signore. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede. La mia vita materiale la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Sia questa anche la mia testimonianza e la nostra testimonianza. Amen? Amen. Poter dire a chiunque: non sono più io che vivo, ma Cristo vive ora in me. Alleluia. È qualcosa che avviene quindi mediante la fede in Cristo e mediante la potenza dello Spirito Santo. Amen? È un'azione spirituale che lo Spirito Santo fa dentro di noi. Ci sono alcuni versi che, se volete, potete leggere anche a casa: Romani capitolo 8 versetti 2 a 14 e Galati capitolo 5 versetti da 16 a 25 esprimono chiaramente l'opera dello Spirito Santo nella vita del credente. Ora, in questo sermone Gesù sta insegnando che cosa significa realmente seguirlo e far parte così del regno di Dio. Quanti appartengono al Signore devono manifestare un carattere santo. Sapete cosa vuol dire santo? Appartato, messo da parte, consacrato. Amen? Quindi dobbiamo manifestare come credenti un carattere santo, dimostrando anche di avere un'intensa fame e sete di giustizia. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Gloria al Signore. Beati i poveri in spirito. Intanto essere beati si ripete sempre: beati voi, beati i poveri, beati i misericordiosi. Essere beati vuol dire essere felici, vivere una condizione di felicità interiore, star bene con se stessi, perché si realizza interiormente una pace, un equilibrio che nessuna dottrina, nessuna religione, nessun parlare potrà mai darti. Sapete, molti ricercano l'equilibrio interiore nelle filosofie orientali. C'è lo yoga, passando per strada vedete manifesti di qualcuno che fa yoga e invita altri a fare yoga. E dico tra me e me: ma Signore, veramente quanto bisogno c'è della tua grazia, quanta pace il Signore può dare. Alleluia, quanta pace il Signore ci dà. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. I poveri in spirito sono quelle persone che non sono ricche di se stessi, ma sono poveri, hanno bisogno, capiscono di avere bisogno e si accostano con un'umiltà adeguata. Il Signore dice: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli.
Quante persone con semplicità si accostano e chiedono: ma parlami, questa tua religione, tra virgolette, non sanno, non conoscono, parlami, dimmi, raccontami, qual è la differenza? Ecco, una sincerità. E queste persone ricevono, ma non ricevono invece chi è ricco di se stesso, non povero nello spirito, ma ricco di presunzione, ricco di cultura. La cultura non ti farà mai conoscere Gesù, la cultura non ti farà mai conoscere il regno dei cieli. Amen? Ti aprirà sicuramente tante porte, umanamente parlando, ma non può aprirti la porta del cielo. Chi apre la porta del cielo è Gesù. Amen? Amen. Gloria al Signore. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Mai nessuno aveva parlato come ha parlato Gesù. Alleluia, nessuno mai aveva detto queste parole. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Alleluia, quanti di noi siamo stati afflitti? Quanti siamo afflitti? C'è sempre un'afflizione nella vita dell'uomo, c'è sempre anche nel credente l'afflizione, ma gloria a Dio, perché come credenti, come chi ha messo la propria fiducia nel Signore, chi si lascia trasportare e guidare dallo Spirito Santo, può sperimentare la consolazione che viene da Cristo Gesù il Signore. Amen? Lui che sa consolarci in ogni nostra afflizione. E proprio per mezzo dell'afflizione e della consolazione che si riceve dal Signore, ecco, si fanno nuove esperienze. Alleluia. E quando si sperimenta la consolazione che viene dal Signore, non si può che dire ai piedi di Cristo: grazie Gesù. Alleluia. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Le persone mansuete sono quelli che vengono scartati, denigrati a volte. Alleluia. Ma il Signore dice: beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Ma quale terra erediteranno? Questa terra. C'è una terra che è promessa, una terra promessa. Per noi non è qui, è nel cielo. Amen? La nostra patria è il cielo. Gloria al Signore. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Io credo che in questo mondo ci sia tanta ingiustizia. C'è tanta ingiustizia. Non c'è nessuna cosa giusta. Ma gloria a Dio quando si desidera la giustizia e ci si rivolge a colui che è veramente giusto. La nostra anima viene saziata. Amen. Beato chi è affamato e chi ha sete anche del Signore, Lui che è il giusto giudice, Lui che è veramente giustizia, perché il Signore saprà saziare i nostri cuori. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Come cristiani dobbiamo anche essere misericordiosi, avendo ricevuto misericordia da Dio, vero? Misericordia abbiamo ricevuto da Dio e misericordia dobbiamo anche dare rivolgendoci agli altri che chiedono anche misericordia. Gloria al Signore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Forse questa è la beatitudine che racchiude tutte le altre beatitudini. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Si dice che il cuore è la sorgente di ogni emozione, di ogni decisione, sorgente di ogni pensiero, di ogni azione che facciamo. Alleluia, di ogni sentimento. Gloria a Dio. Quindi chi è puro di cuore ha il privilegio di vedere un giorno Dio, e noi vogliamo vedere Dio faccia a faccia. Amen. Amen. Come ieri vogliamo dire: Signore, dammi un cuore puro, fai di me un cuore puro, togli ogni malizia, togli dal cuore ogni carnalità, dammi un cuore puro che ti sappia cercare, che ti sappia adorare, che sappia capire ciò che è giusto, ciò che tu vuoi, richiedi, e fa che io possa seguire
quello che tu richiedi alla mia vita. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio, adoperarsi per la pace. Come figli di Dio questo dobbiamo fare. Quando c'è il fuoco dobbiamo sempre avere a disposizione un secchiello d'acqua per buttare acqua sul fuoco. Che ne dite? Anche questo è un aspetto pratico del cristianesimo, e questo richiede il Signore: adoperarsi per la pace. Pace. Ci salutiamo con la pace del Signore. Pace, fratelli, pace, sorelle. Pace nei nostri cuori. E Cristo è pace. Amen. E quando c'è un po' di, fervore, di requietudine, di fuoco, e Dio ci dia grazia della saggezza, anche di non continuare ad aprire la bocca, perché a volte più parliamo e più il fuoco divampa, o no? E invece, per la saggezza che il Signore solo ci può dare, per la forza interiore che il Signore per mezzo del suo Spirito ci dà a noi, basta non parlare. Alleluia. E fare una preghiera interiore, dire: Signore, aiutami, Signore, aiutaci, fa che questo momento così infuocato possa spegnersi e possiamo realizzare la tua pace meravigliosa. Amen. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Amen. Se gli altri vedranno in noi che ci adoperiamo per la pace, diranno: veramente tu sei un figlio di Dio, veramente tu sei quello che dici di essere. Beati perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Alleluia. Per motivo di giustizia. A volte si è perseguitati per cose giuste. Alleluia. Il Signore è la nostra giustizia. Amen. Amen. Alleluia. Beati voi tutti, si rivolge a tutti, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Succede oggi? Mi è mai successo? Grazie a Dio se non è mai successo. Mi ricordo testimonianze. Mia mamma, quando era bambina, in paese, quella di mia mamma era solo la famiglia convertita, no? E pensate, il prete del quartiere metteva tutto il quartiere contro la famiglia di mia mamma. La famiglia non è buona, è evangelica. Non li frequentate, anzi, se potete, e mia mamma da piccolina ha ricevuto offese, gloria a Dio. Beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Alleluia. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Amen, gloria a Dio. Perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, così hanno perseguitato anche Gesù. Tante volte hanno cercato di ucciderlo, di lapidarlo. Leggendo ieri sera qualche passo del Vangelo, leggevo proprio questo, però dice: l'ora sua non era ancora giunta. Era lui che ha stabilito quando era il momento. Prima aveva ancora da parlare, da manifestare la sua grazia, ancora da insegnare, da predicare, da fare del bene. Quando è giunto il momento giusto, ecco che è avvenuto quello che doveva accadere, ma non prima. Prima non era ancora il momento. Ecco che cercavano di... Persino una volta c'erano dei soldati che erano andati ad arrestarlo e poi sono tornati di nuovo nel Sinedrio. Dice: ma voi non l'avete portato? E i soldati hanno detto: ma nessuno ha mai parlato come lui. E il Sinedrio ha accusato quei soldati dicendo: ma come? Anche voi vi siete convertiti a
quest'uomo, l'avete anche voi accettato. Gloria a Dio, il Signore è meravigliosamente grande. Alleluia, può fare al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo. Preghiamo non solo per la nostra nazione, preghiamo in questo mondo, non solo attaccato dalla pandemia, ma attaccato soprattutto dal peccato. Dobbiamo pregare per tutti quei posti nel mondo dove non c'è libertà, dove la Chiesa viene perseguitata, veramente molti vengono arrestati. Gloria a Dio, però la parola di Dio dice così: prima di aver perseguitato voi, hanno perseguitato anche i profeti. E poi la Chiesa degli Atti degli Apostoli, quando Gesù è morto e risorto, ha continuato i suoi passi di testimonianza. Veniva perseguitata quella Chiesa, la Chiesa primitiva, affidata agli Apostoli che sono stati con Gesù, perseguitata eppure cresceva, perseguitata eppure la testimonianza andava ad espandersi. Gloria a Dio, perché nulla potrà mai fermare l'opera di Dio. Alleluia, amen. Abbiamo questa fiducia, abbiamo fede nel Signore, nessuno mai ci fermerà, perché apparteniamo a Cristo, lo serviamo. Solo questa esortazione di mettere in pratica l'insegnamento di Cristo è importante. Dio ci dia grazia di non essere formalisti, non essere religiosi, ma veramente di avere in cuore Gesù, il Figlio di Dio. Come abbiamo letto, Paolo ti ha scritto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive ora in me. Se lasciamo vivere Cristo nella nostra vita, veramente saremo beati. Beato, felice nell'aver accettato Cristo Gesù, il Signore, il Figlio di Dio. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, vogliamo rivolgerci alla preghiera.